Buongiorno a tutti, sono felice di ritrovarvi per una settimana nuova di Campa qui, nonta Facebook e Instagram France Bleu RCFM. E mu scelto questa settimana UBAES e di Linguizzetta. Per principiare questa settimana ma parla patrimonio e di un gumbanto San Francesco che usa proprietario si chiama Hubert Visagni. France Bleu, RCFM. Allora, qui siamo davanti al convento San Francesco di Linguizzetta, chiamato il convento di Verde. Era un convento di Abbieri Verde composto dai paesi di Linguizzetta, Canale, Abbieri Verde, Ciadra, Tocchiso, Campi e anche un paese Gaspari d'Aua, Bidi, che si trovava tra mezzo Canale e Ciadra. Allora, questo convento è stato fondato nel 1646. Allora, che non stavo soprattutto nel 56, ma 10 anni dopo, comunque, dove si avvia la costruzione. Allora, dire un piccolo convento mica assai importante, dipendia del convento di Brunelli Viungobo. Dunque, io sono giunto a trovare la storia del convento grazie a un frate italiano che aveva un amico, era archivista di Baba, dunque mi ha mandato a studiare la storia del convento. No, la rivoluzione è stata odiosa nel 1790, dopo è stato riaperto sotto la dominazione inglese dal 1793 al 1796 e dopo è stato chiuso completamente quando i francesi sono portati. E dopo è stato ceduto dalla comune e è cascato in ruina dopo qualche tempo fa, dopo. Un'unica chiesa che è stata intrattenuta da gente del paese. Poi io ho giocato un po', dunque, un convento in particolare 40 anni fa e ho costruito una ruina, una partita solo, di un convento, ho costruito una ruina. E sicuramente c'era l'attaccamento diciamo, al paese, boh, e poi al locale, a tutto. C'è passato la mia gioventù qui, dunque, qui era uno studiare io, quando andavo a scuola in paese, era uno studiare io, che veniamo in promenata all'epoca, c'era la promenata qui a scuola, dunque c'è passato tutta la mia gioventù. Sicuramente il vivo Ferrano so che li vorranno, boh, io già, una certa età, ho giocato abbastanza, resterà, dunque Ferrano so che arriverà. A seguito de Campa qui Linguizzetta di domani, secondo giorno per parlare agricoltura, saremo in compagnia di Paolo Andrea Flixa. A domani dunque per a seguito de Campa qui in Linguizzetta. France Bleu, RCFM.